Oh, buongiorno Renzo. Professor Maggi, Siamo nella nostra, siamo in un posto eccezionale. nello studio numero 2, perché noi Studio abbiamo numero lo studio numero 1 che è l'Aliper, Siamo nella mitica trattoria il Corno. Il Corno, in piazzale Appioti a Rovigo, quartiere di San Bortolo. Allora, Rovigo Caputmundi. Sì, anche Mango. Anche Marco. Sai che io una volta ti ho intervistato. Anche Mango è troppo buono. Ti ho intervistato e tu mi hai detto, anzi chiedendo io cosa bisogna fare perché Rovigo possa crescere, bisogna fargli un elettroshock. Sì, Sei ancora ma convinto? proprio convintissimo. Sì. Convintissimo perché noi siamo sempre più pacciosi, sempre più pacciosi, seduti, vecchi nel senso che età media troppo alta. Ecco, quanto pesa secondo te il fatto che Rovigo in particolare, rispetto anche ad altre province, è molto anziana, cioè l'età media è molto alta, Pesa tanto. quindi manca entusiasmo? Pesa tanto. No, più che altro, mi consenta, Churchill diceva rivoluzionari a 20 anni, conservatori a 40. Lo diceva Churchill all'inizio del secolo, quindi faccia i dovuti confronti. Oltre i 40-45 anni, adesso diciamo la verità, telespettatori, cari amici, Vicini lontani? vicini e lontani e nostri ascoltatori, non riguardano i due perché noi siamo giovincelli, Degli Highlander, siamo che tiri fuori dalla spada. giovincelli nello spirito, però si tende a conservare. La nostra è una provincia seduta, dovrebbe essere. E per questo Ogni tanto ci sono degli sprazzi. E quando è l'ultimo? Quando è arrivato il grande supermercato, scusa, quando è arrivato il grande stabilimento dell'IKEA, che ha determinato dici anche che ha l'arrivo cambiato? no, IKEA, scusami, Sì, di Amazon. di Amazon, che ha determinato Amazon da sola sono 1500 dipendenti a tempo indeterminato. Ma noi abbiamo spesso parlato della provincia di Rovigo, che è una provincia che soffre tantissime cose, non ultimo il fatto della viabilità, dei mezzi di comunicazione, eccetera. Però Alto Polesine, 2 autostrade, una superstrada, quindi doveva decollare prima forse. C'è poco da decollare. Se tu non vuoi decollare o non approfitti, non decolli. In realtà noi siamo assolutamente nel sistema viario italiano ed europeo. Perlomeno l'Alto Polesine. L'Alto Polesine. Ma il basso ha la mitica Romea. Il basso soffre la mitica Romea. Deve migliorare molto. Soffre la mitica Romea. Soffre, ma le ha individuate e che poi sa cosa facciamo, professor Maggi, che diciamo poi come si suol dire, l'uomo propone e Dio dispone. Facciamo una cosa, io e lei, da uno dei prossimi sprizzetti, portiamo a pranzo, cioè facciamo lo sprizzetto insieme al sindaco, che tra l'altro è di centro-sinistra, per cui io tu dici sei inattaccabile, non posso essere tacciato di nepotismo. Con il sindaco di Castel Guglielmo o il sindaco, tutti e due magari, il sindaco di San Bellino, che sono quelli che hanno creato, sia quello di San Bellino che quello di Castel Guglielmo, le condizioni perché arrivassero qui, IKEA si insediasse. E sono sindaci che hanno una visione molto aperta E quindi secondo te il sindaco, adesso faccio dei link, può fare la differenza? Sicuramente, dipende dalle opportunità che arrivano, ma il sindaco può sicuramente fare la differenza, sicuramente. E quindi se il Delta per esempio è decollato ma non al 100%, è colpa anche degli amministratori? Ma no, tu spari, ma no, colpa. Io mi collego a... Ma no, ma il sistema di non compimento di cose del Basso Polesine è ancestrale. Perché? Perché siamo sempre rimasti alla... Ma guarda che hanno fatto balzi in avanti le genti e gli amministratori del Basso Polesine negli ultimi 10 anni, enormi rispetto a prima. Cioè, se tu pensi che nel 2000
nel 1994, 95, 96 c'era la guerra contro il parco del Delta del Po. Adesso tu vai a valorizzare, ed è sempre più valorizzato, il MAB UNESCO, nel senso che anche l'operatore più piccolo dice per fortuna che abbiamo sta cosa, è un balzo in avanti epocale. Io che lo vivo il Delta abitandoci, non ti sembra che non si riesca a considerare sia i cittadini ma soprattutto gli amministratori un'unica entità, il Delta, che perché secondo me il Delta è da Papozze fino a Rosolina. Hai ragione. È compreso Adria naturalmente, però il fatto stesso che 3 amministratori volevano fare la famosa città del Delta, e io che sono di Taglio di Po e che era esclusa un po' me la sono legata al dito, però questo non è sintomatico del fatto che non c'è una visione di un Delta così importante come dovrebbe essere. Allora, professor Maggi, lei sa bene che la perfezione si raggiunge per successive approssimazioni e quindi un po' alla volta, vediamo di fare in fretta, ma un po' alla volta tutti gli amministratori del Delta del Po si devono rendere conto che il Delta del Po va visto in un unicum, si devono rendere conto. Ma ci abbiamo il tempo? Ci vuole tempo. No, ce l'abbiamo soprattutto. Sì, ce l'abbiamo. Non lo so, sai. Ce l'abbiamo. Vediamo di accelerare. Vabbè. Vediamo di accelerare. Detto questo, abbiamo fatto una piccola visione di questa provincia sempre più distrattata, sempre un po' cenerentola. Però c'è un bravo presidente che ha un'attenzione al sociale che prima era sconosciuta. Presidente della provincia o della regione? Della regione. Della regione. Va bene, lo scopriremo solo vivendo, quindi sta facendo anche lui le prove. Intervistiamo anche lui. Va bene. Arrivederci a tutti, al prossimo spizzetto.